che mi fate venire la lagrimone. No, il lagrimone no. Fa sempre audience la lacrima in TV. No, ma nel senso buono. Perché io ci tengo. Loro ce la metteranno tutti. Ma ovviamente mica solo tu ci tieni, anche noi come patrimonio culturale per tutti. Infatti come amministrazione comunale ora siamo qui con i ragazzi, studiamo il progetto, lo mettiamo in sicurezza e poi dopo con calma vedremo come intervenire per sistemarla Sono qui completamente. per ringraziarvi. Siete 2, 4, 6, 8, 9, 10 anche lui. Ci mettiamo dentro anche l'architetto, l'ingegnere capo. Geometra, solo geometra. No, dico l'ingegnere, come si geometra. chiama? L'ingegnere Castellazzi. Certo. Siete miei ospiti e lo dico con testimoni a casa mia che abito in via Galeazza, perché io sono anche amante di una cultura, sono un po' storico, e per quello che ci tengo tanto questo, capito? Io lo volevo cedere, anche la torre la cedevo gratuitamente a un ente che lo conservasse, perché lì non c'è né luce né gas, e come era nel 500, e né bagno, niente, non c'è niente. E l'ho messo a posto negli anni 90 di tasca mia, e ho fatto bene, perché adesso è rimasto così. Siete i miei ospiti, vi faccio vedere la mia collezione privata di arte sacra, povera, poi quello c'ho dei documenti abbastanza importanti. Documenti, Unità d'Italia, tanti, dove si riunivano per fare le votazioni. C'è un'altra bella cosa che ho scritto, ho telefonato a un comune che è andato giù, ha avuto problemi enormi, gli ho detto io c'ho un quadro del 1860, Unità d'Italia, che ve lo regalo. Non mi hanno risposto. E c'è lo stemma del comune. Quando venite ve lo faccio vedere. E glielo regalo, è 10 anni che l'ho trovato. Chiuso il presente. Lavoriamo. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie di tutto, cominciamo a metterci all'opera. Ci mettiamo all'opera.